L'ufficio di presidenza dell'Italia dei Valori oggi, dopo aver parlato anche con il segretario del PD Bersani, con il segretario di SEL Vendola, ha deciso di assumersi le proprie responsabilità, innanzitutto chiedendo a gran voce una precondizione per poter discutere di un eventuale governo alternativo, e che Berlusconi non possa e non debba governare ancora, e cioè non possa ancora assumere il governo nuovo che dovrebbe venire. In secondo luogo, che questo governo alternativo abbia davvero una maggioranza ampia e non soltanto per vivacchiare in Parlamento, e in terzo luogo che vogliamo vedere il merito delle manovre e delle riforme che si vogliono fare, perché al buio non vogliamo ritrovarci noi a fare quella macelleria sociale che il governo Berlusconi intende fare per far quadrare i conti, in quanto sappiamo che all'Unione Europea si possono dare risposte positive in termini di stabilità dei conti, ma in termini alternativi in relazione a dove andare a prendere questi soldi, a chi far pagare i danni prodotti nel nostro Paese e quali manovre mettere in atto per rilanciare l'economia globale, soprattutto per quanto riguarda il nostro Paese. L'Italia dei Valori intende vedere prima, perché dopo aver visto il governo Berlusconi all'opera siamo come San Tommaso: se non vediamo non crediamo.